Allora, oggi un altro giorno di Open Day per illustrare in dettaglio alle famiglie ma anche ai nuovi iscritti le proposte didattiche del vostro istituto Empedocle. Sì, secondo pomeriggio di scuola aperta a tutti, Open Day, nella quale appunto abbiamo accolto gli studenti che stanno per terminare la scuola secondaria di primo grado e le loro famiglie. Come vedete i corridoi sono pieni proprio di visitatori che sono qui per conoscere l'offerta formativa ricca e articolata del liceo classico Empedocle. Siamo qui nel laboratorio di simulazione diplomatica a New York, dove i ragazzi appunto vestono i panni dei delegati delle Nazioni Unite. Questa è soltanto una delle tante attività che vedono impegnati i nostri studenti, sempre e comunque da protagonisti, guidati naturalmente dai loro docenti, in attività che trovano la loro ragion d'essere nelle discipline, ma che poi diventano anche esperienze altre, che li portano anche in altri paesi, come nel caso di questi studenti che si recheranno proprio materialmente a New York. Quindi sono sicuramente opportunità che la scuola offre e insieme a queste molte altre. È chiaro che qui il ragazzo si sente innanzitutto accolto ed è un po' la mission della nostra scuola, cioè non lasciare indietro nessuno. Perché iscriversi dunque al liceo classico Empedocle e anche perché iscriversi al liceo musicale? Perché qui trovi non solo la formazione di qualità, ma anche trovi il benessere, cioè lo stare bene a scuola, il benessere emotivo, che è una componente molto importante. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza parla proprio della rimotivazione e del riorientamento, che vuol dire che molto spesso i ragazzi scelgono un indirizzo di scuola e poi nel frequentarlo magari perdono la motivazione e per ciò stesso si va incontro all'insuccesso formativo, quindi anche ad una situazione di disagio personale che poi si proietta naturalmente nella società. Questo è quello che noi dobbiamo evitare, quindi attraverso anche queste occasioni di socializzazione, ora più che mai importanti dopo la pandemia, e sicuramente situazioni dove i ragazzi scoprono i loro talenti, quindi vengono continuamente motivati perché la disciplina non passa solo dal banco di scuola, ma passa dalla relazione, quindi questa cura delle relazioni è molto importante a mio avviso. Ricordiamo le due nuove curvature che offre per il nuovo anno scolastico il liceo. Sì, il liceo offre la curvatura informatica e la curvatura archeologica. Per quanto concerne la curvatura informatica, si tratta dell'aggiunta di un'ora di informatica dal primo al quinto anno, svolta da un esperto esterno, selezionato tramite avviso pubblico. Parliamo di un informatico, di un ingegnere informatico. Questo perché ormai le competenze digitali sono entrate a pieno titolo nel curriculum dei nostri studenti, ma qui non si tratta solo di imparare a usare il computer oppure gestire i social, ma si tratta proprio di concretizzare un nuovo modo di pensare e un nuovo modo di lavorare, in vista anche delle professioni del futuro. Ci sono diverse professioni che l'Unione Europea declina come imprescindibili di qui a 10 anni e per queste nuove professioni i ragazzi devono essere preparati. Diciamo anche che questo concorda pure con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per quanto concerne l'ambiente di apprendimento, quindi l'ambiente è un po' il terzo educatore, secondo teorie appunto già note negli anni 50, cioè gioca un ruolo fondamentale appunto nell'educazione, quindi nella formazione dei nostri studenti, per cui gli ambienti digitalizzati, già la scuola ha effettuato il cablaggio dell'intero istituto, le digital board in tutte le classi e naturalmente altri investimenti proprio per le Next Generation Classroom e le Next Generation Labs, quindi parliamo proprio di grandi trasformazioni. È chiaro che il curriculum classico si sta profondamente innovando, però dico io senza perdere di vista proprio la humanitas, cioè quello che è al centro, i valori dell'uomo e del cittadino che i greci ci tramandano, i greci ma anche i latini naturalmente. Qui allora si innesta anche la curvatura archeologica, cioè proprio l'aggiunta di questo studio particolareggiato, un po' immersi in questa bellezza del nostro territorio e della provincia circostante attraverso protocolli d'intesa con agenzie formative già operanti sul territorio, enti pubblici e privati, proprio per approfondire quelli che sono gli studi archeologici che ben si sposano dunque con il nostro territorio. Parliamo di un'aggiunta di ore curricolari di storia dell'arte e poi a partire dal terzo anno, cioè dal primo liceo classico, lingua e cultura araba, quindi veramente delle belle novità al liceo classico e musicale Empedocle. Il liceo Empedocle è molto strutturato nell'ambito delle materie classiche. Le materie classiche aprono un mondo incredibile, principalmente riguardo alle nostre origini e alle nostre radici. Per comprendere il presente è necessario, è imprescindibile comprendere il passato.
e le materie classiche, in particolare lo studio del greco e del latino, aiutano a comprendere le nostre radici. Ovviamente anche altre materie fondamentali come la storia e la filosofia, l'italiano e la letteratura ovviamente, aiutano a comprendere le radici della società occidentale di cui noi facciamo parte e in ogni caso anche dell'area mediterranea in cui noi siamo immersi. Il liceo classico non aiuta soltanto alla formazione per quanto riguarda infatti il confronto con gli altri, ma soprattutto nella formazione per la conoscenza con se stessi, proprio perché infatti le materie come il latino e il greco, che vengono considerate spesso come infatti lingue ormai morte, non servono per la comprensione di qualcosa di esterno se non per ciò che infatti concerne una parte che è davvero molto individuale, ovvero si riesce a comprendere tutto ciò che non è soltanto passato, presente e futuro, ma una concezione di noi stessi che è completamente nuova ed innovativa, grazie ad insegnanti e figure che riescono soprattutto a comprendere le proprie infatti inclinazioni e i propri punti di forza e di debolezza e lavorare attraverso questi per la crescita personale.